Care amiche e amici vicini e lontani, 16ª puntata di Guarda che Stella, il magazine dedicato al comune di Rivignano e Teor. Tanta carne al fuoco come sempre, allacciate le cinture, si parte, let's go! Apriamo le danze con la festa in onore di nonna Teresina, che ha compiuto il suo 100° anno di vita. La sua famiglia ci ha invitato a casa per la festa. Insomma, una bellissima festa, si festeggia la signora Teresina, sì, insomma, quante ne avete combinate? Sì, ho detto oggi. Devo parlare per te. È differente, guardi. Per problema. E dite voi che potresti fare un libro, no? Perché io insomma un po' magari che noi tanta, invece hai tanta alla botta e risposta ai presenti. Minuti, insomma, è fatta sul mione, no? Però cacca di lì. Sì, ma è sempre stato così, sempre stato. Bon, però come ieri mattina era la Messor, che è disgrazia Messor, che viene dal Canada ogni anno. Aiutarmi, disgrazia di cuore. Quest'anno è venuta in Chiadenis, me ne vado per la festa e sono contentissima. Però come ieri mattina io la vestivo e io gli ho avvertito a Serse che frittole che non mi piace per noi, no? Ehi, dis. E tu tutti i figli sa dite a mangiare che robe lì che ti dai e amici mia per me. Capisci? Hai tutte a me e invece hai tante. A botta e risposta, sì, dopo che si dismette tutto. Insomma, arriva a che età, no? Si dice, no? Si mette firme, no? Arriva a che età? Sì, ma arriva sì, abbastanza tenuto. Poi è tranquillo. Mi fa che informa la signora. È tranquillo, Mangia, non mangia più, ha già mangiato una polenta là, come mangia pane là. Non mangia più a polenta? No. Mangia il pane? Devi mangiare davanti. Perderia tempo adesso fare la polenta. Se è meglio, no? Se è più buono, no? Il pan, no? Che a polenta. Se è meglio il pan che a polenta. Meglio il pan che no, appunto. Giustamente, no? Sì. Bene, poi rispondi io. Allora, invece la signora arriva dal Canada. Ah sì, io sì. E che chi è mio figlio? Questo è il figlio. Uno dei nipoti. Ecco. Senta, arrivare dal Canada ogni anno e vedere sua mamma in questa, diciamo, di splendida forma. Metterebbe firma anche lei. Sì, no? sì, altro. Ah, beh, lo sai. Perché me Maria qualche dunque la chiave. Purtroppo io non sono così fortunata. Che senti, ma è la particolarità secondo te dal terreno, da zona che mantengo tutti in forma? Non sai, io ti scalenta i jeans perché si è fradis. Ecco. Questi bandi si dice ora Crodis Duris. No? Crodis Duris, perché si è fradis sono morti al vecchius, ha avuto una sorte morte di 101 e in che hanno una sorte che ha 90 anni. Si chiede un crodi e dure, ecco. Sì che io sì. E una resta al governo è così. Ecco, ma già bevi no tante lavorare. E da Flambruzzo ci spostiamo a Flambro, per la precisione al bar centrale gestito dalla famiglia Odorico. Tante news per voi preparate, come ci conferma la titolare. Ogni fine settimana per tutti i gusti. Abbiamo le serate, le grandi manifestazioni di serate. 15 febbraio abbiamo country, poi al 22 invece abbiamo la serata grande latinoamericano con la ballerina di samba. Il 1° marzo invece abbiamo i GAF, un grande gruppo. E poi il 12 aprile invece abbiamo gli XX, grande serata con gli XS, con il DJ Igor Pezzi di Radio Peter Pan. Perché venire a degustare le vostre prelibatezze? Ogni settimana abbiamo per tutti i gusti, anche molti assaggini della casa che facciamo, costicina, un po' di tutto. Qual è la ricetta particolare per attirare il cliente? Oltre il sorriso, la bella presenza e come si dice il servizio, ma qual è la... Beh, ricetta particolare, abbiamo delle lasagne al forno che sono molto buone, con radicchio, con la salsiccia, con carne, polenta, formaggio, salame nostrano, tutte queste buone cose. Non resta che prendere ogni mezzo a disposizione e raggiungere il bar centrale a Flambro.
Al Morarat è un ristorante in cui è sempre piacevole fermarsi. Saranno gli spazi ampi, le grandi vetrate, il servizio cortese e gentile a farlo tale, ma è certamente la sua cucina tradizionale e decisamente ben fatta che spinge a ritornare. Così la guida Ristoranti d'Italia del Gambero Rosso descrive il ristorante Al Morarat di Rivignano. Nel cuore della verdeggiante pianura friulana, a poca distanza dal mare, in un ambiente elegante, curato e caratteristico, ricavato da un vecchio fienile sapientemente ristrutturato, il ristorante Al Morarat propone raffinate pietanze a base di carne e pesce in grado di soddisfare i palati più esigenti. Non mancano inoltre le ricette legate alla tradizione friulana, rivisitate con brillante creatività e preparate utilizzando sempre prodotti locali legati alle stagioni. Strutturato su 2 piani, il locale è gradevole e molto luminoso. Un lucernaio all'ingresso e le grandi vetrate ad arco al piano superiore riempiono di luce l'ambiente. In giardino le fronde del gigantesco gelso, il Morarat, regalano ombra e refrigerio. Se l'accogliente sala al piano terra, abbellita da un caminetto, rinfranca nelle piovose giornate autunnali, in ogni stagione la suggestiva sala al primo piano rappresenta certamente uno dei luoghi più romantici dove consumare una cena a lume di candela. Venerdì 14 febbraio torna al Calar delle Tenebre ad Aris la festa, quella vera, degli innamorati. Villa Otelio Savorgnan lo scenario, Lucina e Luigi i padroni di casa. Nel 2013 andò così. Enrico, giovane leva del neocostituito gruppo storico Rivignano Teor, ci racconta l'emozione della prima volta. Ma sì, allora sono rappresentante di questo gruppo storico e questo gruppo è nato da poco tempo, ci stiamo ancora allenando. Questa è stata una delle uscite che abbiamo fatto in questo periodo. Siamo stati a Cavallicco a fare una sfilata per Carnevale domenica scorsa, è stata una sfilata, un'uscita positiva, è stata molto costruttiva anche per noi perché comunque ci ha permesso di andare a trovare anche vari difetti che si riscontrano durante queste esperienze, e anche quella di questa sera sarà appunto, anzi è stata un'esperienza molto positiva anche per noi perché comunque ci siamo rapportati anche con un altro gruppo che ci ha supportato in questa iniziativa. Permettimi di sottolineare un vero battesimo del fuoco. Sì, esattamente, un battesimo del fuoco, un battesimo dell'amore, perché comunque questa sera è la sera di San Valentino e sì, quindi accompagnati dai nostri amici del gruppo Occio Casbrove, quindi questo legame tra amore e fuoco che comunque lì sono legati tra loro. Non resta che dire alla prossima e auguri di buon San Valentino a tutti. Sentito Rivignano, cambio di campo, la parola agli amici di Teor. È stato un evento che ha dato l'opportunità di fare questo battesimo del fuoco, in cui gli Occio Casbrove, che siamo noi, abbiamo dato il nostro calore a questo pubblico. Va sottolineato questo, che voi avete l'esperienza accumulata in cascina. Siamo un gruppo che nasce 4 anni fa, abbiamo partecipato a diverse rievocazioni storiche, e stiamo andando avanti con il nostro percorso e siamo in continua evoluzione artistica. L'affiatamento però non vi manca. L'affiatamento non manca. Il concetto è chiaro, la parola d'ordine è una sola: fare squadra. Soprattutto siamo tutti friulani, tutti della zona, e diciamo che è un gruppo che riesce a fare molto. In questi 4 anni siamo cresciuti veramente tanto e speriamo di crescere ancora molto. Grazie come sempre per l'ascolto, alla prossima!